Domenica 16 aprile, buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Una domenica tutta all'aperto, quella vissuta oggi a Varese nel segno della Eco-Run, con i suoi tanti appuntamenti. Questa mattina ci sono state le corse podistiche che hanno visto la partecipazione di moltissimi appassionati. Nel pomeriggio sport, giochi per i più piccoli e tanta solidarietà. Vediamo il servizio, immagini dell'agenzia Blitz. Una domenica quasi perfetta a Varese che ha visto il ricco programma di iniziative legate a Eco-Run. Pronti via questa mattina le corse podistiche che si sono concluse con le premiazioni in piazza Monte Grappa. Strade chiuse per consentire il passaggio dei runner, nessuno si è lamentato, a conferma della maturità sportiva e ambientale raggiunta dai varesini. Di corsa anche il sindaco Davide Galimberti, alle manifestazioni presente anche il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello. Tante le iniziative, come detto, all'insegna di sport, salute, cultura e soprattutto beneficenza. Tutto quasi perfetto. Unico neo l'organizzazione non impeccabile delle corse podistiche. Lì c'è ancora strada da fare. Evento molto atteso, inaugurato ieri sera, oggi la 21esima edizione della Busto Arsizio Film Festival è entrata nel vivo. Subito ospiti di spicco, molto amati soprattutto dai giovani. Diversi attori del cast di Mare Fuori, chiamati a sfilare questa sera sul red carpet di Cinelandia. Ma già nel pomeriggio si sono presentati al pubblico. Ce ne parla Francesco Inguscio. È il gran giorno di Mare Fuori al 21esimo Busto Arsizio Film Festival. Oggi pomeriggio 4 componenti del cast della serie TV più famosa del momento, Domenico Cuomo, Vincenzo Ferrera, Clara Soccini e Lucrezia Guidone, che è anche madrina del festival, hanno incontrato a Villa Calcaterra la stampa e gli studenti dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni. Ma c'è grande attesa soprattutto per stasera. Alle 20:30 gli attori di Mare Fuori sfileranno sul red carpet allestito all'ingresso del nuovo multisala Cinelandia sul Sempione. Alle 21 nella sala principale del cinema il direttore artistico del BAF Steve Della Casa intervisterà il cast. L'evento sarà trasmesso in streaming anche nelle altre 3 sale dove gli attori passeranno per un saluto al termine dell'incontro. Voltiamo pagina. Cronaca. A Tradate, blitz dei carabinieri nei boschi della droga. Sono stati smantellati 4 bivacchi allestiti dagli spacciatori al Parco Pineta. Il servizio di Paolo Grosso. Nuovi servizi nell'ambito delle attività disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi. Nel corso del pomeriggio del 13 aprile è stata condotta infatti una vasta operazione con impiego di militari della tenenza di Tradate e con il supporto di personale dello squadrone cacciatori Puglia nella zona boschiva del Parco Pineta nel territorio di Tradate. I militari hanno rastrellato palmo a palmo l'area boschiva, scoprendo 3 bivacchi dei trafficanti di sostanze stupefacenti, che sono stati ispezionati e smantellati. Nel corso del servizio sono stati inoltre rintracciati 3 soggetti nelle aree pubbliche comprese all'interno del perimetro del parco, che non hanno saputo spiegare perché si trovavano lì. E per questo sono stati multati per la violazione del divieto di stazionamento e occupazione dell'area. Nei loro confronti è stato inoltre adottato il provvedimento dell'ordine di allontanamento dai boschi del Parco Pineta. Un altro servizio è stato svolto poi nella giornata del 14 aprile nei boschi del Parco Lura nel territorio di Caronno Pertusella. Qui sono stati trovati 2 acquirenti di sostanze stupefacenti che sono stati segnalati per il possesso di piccole quantità di droga per uso personale. Spostiamoci ora a Fagnano Lona. Un gruppo di vandali ha provocato danni al parco Rita Levi Montalcini. Sentiamo Veronica De Rio. Atti vandalici al parco Rita Levi Montalcini di Fagnano Lona. Questa volta i vandali hanno preso di mira la nuova scultura voluta dall'amministrazione comunale per ricordare le vittime del Covid. L'assessore Beppe Palomba ha fatto un sopralluogo dopo che la scultura è stata ripristinata. Assessore, cosa è successo? E niente, come si poteva vedere dalla foto pubblicata in un post su Facebook, si presume ieri o questa notte alcuni vandali, chiamiamoli così, sono venuti e hanno cercato di portare via la piuma che dà proprio il titolo, no, a quest'opera di Marina Comerio e di Giovanni Galli.
di lievità e di anime pure, anime nuove, e hanno cercato presumo di portarla via, nel senso che l'idea era quella di portarla via, non ci sono riusciti. Varese in lutto. Nella notte appena trascorsa è scomparso Alberto Minazzi, storico presidente di Lega Ambiente. Veronica De Riu. Legambiente in lutto, è morto Alberto Minazzi. Nella notte tra ieri, sabato 15, e oggi, domenica 16 aprile, il papà di Legambiente Varese si è spento dopo aver lottato contro un brutto male. A dare la notizia la figlia Valentina, colonna del Cigno Verde, e la presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto. Quest'ultima in un post su Facebook lo ricorda. Alberto è stato un padre per tanti di noi, il nostro brontolone instancabile, attento come nessuno a mandare avanti le nuove leve di Legambiente. Gli dobbiamo tanto. La numero 1 regionale rammenta l'opera di Alberto Minazzi. Era stato direttore della nostra associazione, poi dedicato al territorio di Varese. La sua grande passione, assieme alla sua città, era la bicicletta. Oggi è stata anche la giornata di Don Antonio Mazzi alla comunità Ezechiele di Fagnano Lona. Vediamo il servizio. Siamo a Fagnano Lona, alla Valle di Ezechiele, con Don Mazzi e Don David. Il significato di questa messa, una settimana dalla Pasqua, in un luogo di rinascita. Don Mazzi, qual è il significato per lei? Ma il mio significato è un sogno. Vorrei che non esistessero più le carceri. Vorrei che trovassimo qualcosa di diverso, di alternativo, che fosse più rieducativo e meno penale. E vedere qui che abbiamo molti ragazzi che vengono dal carcere, molti ragazzi che in qualche maniera sono usciti e hanno cambiato radicalmente vita, e adesso facendo i lavori che Don Riboldi è quello che Don Riboldi ha proposto, stanno ulteriormente migliorando. Quindi questo mio sogno mi pare che abbia le gambe, con questa esperienza mi pare che sia un sogno che ha le gambe. Chiudiamo con la pagina sportiva. Hockey. I mastini di Varese in trionfo grazie alla vittoria di gara 7 nella finale di IHL contro il Caldaro. Martedì alle 18:30 in piazza Montegrappa la squadra sarà festeggiata dalla città. Sentiamo Matteo Floccari, immagini dell'agenzia Blitz. È stata una gara 7 incredibile, è stata la gara 7 dei mastini, la gara 7 del trionfo per i gialloneri che, battendo il Caldaro 2-0, hanno vinto per la prima volta nella loro storia l'Italian Hockey League, riportando il trofeo di un campionato nazionale a Varese 34 anni dopo il secondo scudetto conquistato nel 1989. Come tutte questo tipo di partite, come tutte le gare 7, anche l'ultima tra Varese e Caldaro non ha fatto eccezione. È stata una sfida incredibile, ricchissima di emozioni, anche senza gol, perché le squadre sono rimaste bloccate a lungo sullo 0-0, punteggio che chiaramente terrorizzava un po' il pubblico di casa, ma anche i tifosi altoatesini, perché era chiaro come un gol col passare dei minuti avrebbe spezzato l'equilibrio. Il gol l'ha trovato il Varese a 34 secondi dal 60° con un tiro dalla blu di schina, e poi è arrivato anche l'apoteosi con il gol del 2-0 da parte del portiere Rocco Perla, quando il Caldaro aveva tolto il portiere per provare la carta del sesto uomo di movimento. Andrea Vanetti ha sollevato la coppa, il capitano del Varese ha sollevato la coppa di campioni dell'Italian Hockey League, ha dato il via a una festa che poi è durata tutta la notte, una festa che proseguirà di fronte a tutta la città martedì alle 18:30 in piazza Montegrappa per ricevere l'abbraccio di tutta Varese. Passiamo al calcio. In C la Pro Patria coglie il pareggio all'ultimo respiro contro il Piacenza. Accade tutto nei 6 minuti di recupero assegnati dall'arbitro. Al 52esimo del secondo tempo gli emiliani vanno in vantaggio con Morra, al 54esimo pareggia i conti Shakir. Quindi i risultati della Serie D. Il big match Caronnese-Varese finisce 2-1 per i biancorossi, che ora hanno forti speranze di andare ai play-out, mentre i rossoblù retrocedono. Le altre partite: Folgore-Caratese, Arconatese 1-3, Casatese-Varesina 3-1,
Vittoria anche per il Legnano che batte 3-1 il Vado e torna a sognare i play-off. Chisola Castellanzese 1-1, Castanese Chieri 3-3 e Sestri Levante Stresa 1-0. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.